Cari amici, buongiorno, bentornati allo Scrigno del Calcio. Questa è la rubrica La partita della settimana, dove ogni settimana, ogni sabato ricordiamo una partita del passato prendendo spunto da una di quelle che si giocano nel fine settimana del campionato attuale. E oggi la mia scelta è ricaduta su Juventus-Napoli, che è una delle forse la partitissima di questa giornata, e vi parlo di Juventus-Napoli del 19 febbraio del 1995. Non è più o meno è lo stesso periodo, ma non esattamente. È la terza di ritorno come oggi, ed è una fu una delle partite chiave per lo scudetto della Juventus, la prima Juventus di Lippi, che vincerà lo scudetto dopo 9 anni di attesa, contro il Napoli di Boskov, che era una buona squadra, non del livello del Napoli degli anni 80 e non del livello del Napoli attuale, ma era una squadra che provava ad arrivare in Coppa UEFA. Tra l'altro è una partita da ex per Marcello Lippi, che l'anno prima aveva guidato i partenopei ad un'insperata qualificazione in Coppa UEFA, nonostante la cessione di tanti pezzi pregiati della squadra, nonostante una situazione economica drammatica del club. Tanti pronosticavano una retrocessione quasi certa del Napoli. Invece Lippi riuscì a creare un gruppo fantastico e addirittura a portarli in Coppa UEFA, tanto da meritarsi poi l'ingaggio della Juventus. E il Napoli viene affidato a Vujadin Boskov ed è una squadra discreta, una squadra classica di Boskov, molto combattiva, molto pragmatica, e che lotterà per la Coppa UEFA fino alla fine. Quella partita lì fu davvero difficile da sbloccare per la Juventus, che fece una fatica enorme per portarsi a casa la vittoria, ma alla fine ci riuscì grazie a una zampata di Fabrizio Ravanelli al minuto 78, che permise ai bianconeri di ottenere la terza vittoria consecutiva. La Juve perse l'ultima giornata del girone d'andata a Cagliari 3-0, poi vinse le prime 3 del girone di ritorno, che diventeranno 4 con la vittoria a Genova della settimana successiva, firmata dal grande ex Gianluca Vialli in Sampdoria Juventus. Vi faccio vedere proprio il gol di Ravanelli e l'esultanza di Ravanelli classica, con la maglia sopra la testa. Questo è il servizio del Guerin Sportivo del 19 febbraio del 1995, quindi 31 anni fa. In questa giornata, tra l'altro, la Juventus beneficia anche della sconfitta del Parma a Cagliari per 2-0, che permette ai bianconeri di portarsi addirittura più 6 sugli emiliani. Vi faccio vedere anche la classifica, vedete risultati e classifica di questa giornata di campionato del 94-95, una delle giornate davvero più importanti per la Juventus. Tra l'altro in questa giornata qui si giocò Lazio-Milan, che finì 4-0. Io mi ricordo benissimo che ascoltai le partite ai Castelli Romani, dove vive tuttora mio zio, a vedere in giro per i paesi, a vedere i carri di carnevale, ovviamente trascinato dai miei, perché io di mia spontanea volontà non ci sarei mai andato, perché odio la calca e la gente che urla. E lì erano praticamente quasi tutti i tifosi della Lazio, e quindi sentivo queste esultanze di questo Lazio-Milan 4-0. Infatti io ovviamente ho preso la pagina della Lazio dell'album. Questa è la Juventus 94-95, campione d'Italia, il primo scudetto di Lippi sulla panchina della Juventus. E vi faccio vedere anche il Napoli 94-95, che, pensate, arriverà settimo ad un punto dall'Inter, che arriverà in Coppa UEFA. Inter che strapperà la qualificazione in Coppa UEFA battendo il Padova con un gol di Del Vecchio all'ultimo minuto, proprio in pieno recupero, senza il quale il Napoli si sarebbe qualificato alla Coppa UEFA. Questo è il ricordo di Juventus-Napoli 1-0, stagione 94-95. Vedremo come finirà in questo fine settimana. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con un'altra partita, chissà dove andremo e chissà quale partita analizzeremo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguite anche le pagine social Il Popolo del Calcio anni 90, sia su Facebook che su Instagram, e il blog Il Popolo del Calcio, dove ci sono tanti approfondimenti su vecchie storie, sul campionato attuale, sulla Serie B, sulle maglie, sul fantacalcio, insomma di tutto e di più per gli appassionati di calcio. Ciao!